solo 3 minuti per parlarti. Si poteva e si doveva fare di più, ma l'opposizione non poteva fare altro che ribellarsi a questa qualità di manovra proprio per la sua iniquità e ingiustizia, e così abbiamo fatto. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo presentato una contromanovra dove i miliardi che servono e servono andavano e vanno trovati tagliando i costi della politica, gli sprechi e le caste, le cricche, per esempio eliminando le province, eliminando i consorzi, eliminando i tanti consiglieri d'amministrazione, ben 25.000 ce ne sono nelle società a capitale pubblica degli enti locali, riducendo le spese militari, non comprando 135 cacciabombardieri per 15 miliardi appunto, che non sappiamo a che cosa devono servire, ritornando, facendo ritornare i nostri soldati dall'Afghanistan piuttosto che dalla Libia e così via. È una manovra che toglie ai poveri e lascia e dà agli evasori fiscali, alla cricca, alla casta. Ecco, però nella sua lotta per l'abolizione delle province è rimasto da solo. L'Italia dei Valori ha presentato in Parlamento, come sapete, questa proposta di legge di abrogare le province, perché oggi come oggi non servono a nulla. Ci sono alcune funzioni della provincia che possono essere fatte dalla regione, altre funzioni che possono e devono essere fatte dai comuni. Quindi è soltanto un apparato che fa spendere alcuni miliardi di euro per mantenere se stesso. Noi abbiamo proposto e trasversalmente maggioranza e opposizione ci hanno detto di no, mentre il sabato e la domenica dicono agli elettori di sì, il lunedì e martedì al Parlamento pensano a se stessi, come hanno fatto con questa legge elettorale, a non togliere per esempio i vitalizi dai parlamentari, ma ridurre le pensioni ai soggetti sociali più deboli. La proposta è una sola: mandare a casa questa classe politica con elezioni anticipate, in modo di liberarci di questo governo che ci rende ridicoli nel mondo e di questo Parlamento che, essendo fatto di nominati, pensa alla propria poltrona alle spalle degli italiani. 3 minuti, solo 3 minuti per parlarti.